Buonasera a tutti, grazie per essere presenti così numerosi questa sera qui all'Ex Regio e saluto anche chi ci segue da remoto, perché tutto l'evento di questa sera, sia la parte dell'Ex Regio sia la parte che sarà al Museo Archeologico, è trasmessa in streaming per permettere a tutti di partecipare. Per me è un grandissimo piacere questa sera presentare questa nuova importante donazione di 3 opere di Giovanni Nonnis. Ringrazio la famiglia Nonnis, in particolare Cecilia Nonnis, che è stata colei che ha proposto di donare queste 3 opere al museo, dove sono di casa perché i soggetti, poi verrà detto in maniera più dettagliata, i soggetti sono strettamente legati al nostro museo perché sono opere ispirate a bronzetti nuragici, alcuni dei quali conservati proprio nella sala dove le 3 opere saranno esposte, quindi in maniera nuova, ma credo che non sarà l'ultima volta, delle opere di arte contemporanea saranno esposte all'interno del Museo Archeologico. È una novità per i Musei Nazionali di Cagliari, altri musei lo fanno, è molto importante per noi mettere a confronto, a dialogo, l'archeologia con l'arte contemporanea, e soprattutto nei casi come questo, uno dei casi più eclatanti, più felici, in cui l'arte contemporanea ha un'ispirazione non generica ma precisa e diretta nell'arte antica. Quindi dopo la presentazione ci sposteremo al Museo Archeologico, al primo piano terra, dove vedremo le 3 splendide opere donate dalla famiglia Nonnis. Do la parola alla professoressa Mongiu e poi man mano presenteremo i nostri relatori di questa sera, che ringrazio naturalmente per aver accettato il nostro invito. Buonasera, io credo intanto vi devo annunciare che noi dobbiamo impiegare 20 minuti per dare la possibilità a chi sta predisponendo la possibilità di vedere il documentario che Giovanni Columbu, con testi di Placido Clerchi e con testi suoi, è riuscito a realizzare insieme a Cecilia Nonnis, ed è uno dei fulcri di questa serata. Allora, quindi io dico da dove origina Prendas Torradas, poi passerò la parola a Giovanni e a Bacchisio e a Cecilia. Infine vedremo finalmente, se Dio vuole, questo documentario che durerà 15 minuti e infine andremo al museo. Io sono certa che in questo momento alcune persone, perché ci credo fermamente, stanno molto sorridendo vedendo questa assemblea di persone, questa coinè di persone che hanno molto in comune e che hanno conosciuto Placido, Nonnis, perché Giovanni Lilliu e anche Ferruccio Barrecca. Quando noi siamo andati col direttore del museo al Massimo a vedere il docufilm di Giovanni Columbu, non sapevo dell'esistenza di Cecilia Nonnis, ma non ci eravamo mai incontrate. A dire la verità è stata una serata infausta perché non siamo riusciti a vedere bene quel docufilm, ma è stata una giornata fausta perché ci siamo incontrate e lei ha proposto il prestito di qualche bronzetto per una mostra a Milano e io le ho accennato del fatto che noi avevamo questa nuova iniziativa che si chiama Prendas Torradas, cioè gioielli donati,
in realtà sarebbe restituiti, per noi preferiamo la versione donati, e abbiamo iniziato con la professoressa Annis, di cui avete visto sotto la collezione di ceramiche che presenteremo tra qualche mese, e l'ho raccontato che, a dire la verità, se lei faceva una donazione, Nonnis finiva con i bronzetti. Cioè, visto che io l'opera di Nonnis la conoscevo, che è stato uno dei biglietti da visita con l'opera di Princivalle, del rapporto di alcuni di noi che venivano dal nord con la città di Cagliari, perché Nonnis esponeva in un negozio fantastico che esisteva in via Garibaldi, che alcuni di quelli anziani della mia età ricorderanno che era la Porta d'Oro, e esponeva dei grandi quadri a fondo oro che erano molto particolari perché sembravano dei prodotti bizantini in un momento in cui l'arte contemporanea a Cagliari andava da un'altra parte. E Placido io lo conoscevo fin dai tempi del Logudoro, cioè dei nostri paesi prossimi, e Placido aveva nei confronti di Nonnis una specie di mito sconfinato, ma anche nei confronti di Princivalle, cioè di due autori in realtà stravaganti rispetto a tutte le cose astratte che in quel momento venivano combinate. Chi ha conosciuto Placido sa che non era solo un critico d'arte, lui in verità era un filosofo, era un intellettuale a tutto tondo, uno apparentemente extravagante, in realtà dentro il senso delle cose che stavano accadendo in quel momento drammatico. Oggi sappiamo che gli anni 70 sono stati drammatici per la perdita di senso, e questo Nonnis in realtà era quello che riportava il senso nel posto giusto, cioè vedeva del nuragico, di quel nuragico che adesso viene reificato e usato per avere piccoli finanziamenti, piccole gabatelle in giro, ma che poi non difendono quel patrimonio dalle aggressioni che stiamo vedendo in questo momento al paesaggio. Chiudo la parentesi. Ebbene, Placido vedeva in Nonnis il recupero di quel senso più profondo, di quella origine, di quell'archè che ci ha strutturato geneticamente come siamo. E vedeva anche nella sua difficoltà della relazione, ad esempio col suo luogo d'origine che è Nuoro, mentre il suo situarsi a Cagliari lo fece anche Princivalle, in questa città che non ti chiede di rinunciare alla tua origine, ma te ne chiede un'altra, ti chiede di essere cagliaritano, di essere più leggero, di essere, come dire, di lasciar correre, di essere come in qualche modo, no? Tutto si può sistemare e aggiustare. A volte tutto non si aggiusta né si sistema, infatti Nonnis è morto a 45 anni. Io ricordo con precisione quei giorni, il dolore sconfinato di Placido Cherchi, un dolore assoluto, totale, indescrivibile. Per Placido Nonnis era il nostro Paul Klee. Tra l'altro ci divertivamo a correggere tutti che lo chiamava Paul Klee, no, Paul Klee, diceva Placido. Paul Klee sottolineava, e quindi quando io sono andata a Cartagine la prima volta ho detto ecco Cartagine di Paul Klee, proprio ben sottolineato. E quindi questi mondi in cui le mode non esistono, c'è una inattualità che sempre si propone, che è sempre generativa di altri miti. Allora a me sembra che il fatto che Cecilia un giorno sia arrivata qui al museo per fare questa richiesta di donazione, in realtà aveva in una scatola i 3 Nonnis che ci stava portando, una tra l'altro è una matrice straordinaria, e la cosa sorprendente è che lei ci ha donato il Nonnis di Placido, perché quando Placido morì nel 2013, praticamente Mariolina decise di restituire quel Nonnis che l'autore, che il pittore aveva fatto per l'amico, il suo mentore più profondo,
e lo restituì a Cecilia. E Cecilia l'ha portato qui. Lei non so se sapesse che rapporto noi avevamo e che cosa ha rappresentato Placido. Quindi improvvisamente noi in questo luogo stiamo facendo una cerimonia di restituzione a questi grandi intellettuali e personaggi che noi abbiamo avuto. A noi cosa ce ne importa della mostra di Milano? Le ho detto io a Cecilia, a noi non ce ne importa nulla. Non è che, è vero che alcuni di noi sono andati poi in Provenza a vedere il luogo dove Lilliu aveva portato i bronzetti sardi a ciò che a Capo d'Antibili vedesse Picasso, e Picasso li ho visti. Ma quando uno vede le opere di Nonnis, io dicevo a Placido, è come quelle cose di Picasso che vidi i bronzetti a Capo d'Antibes. Cioè io sono andata come quelli che a Tokyo andavano a vedere il luogo dove avevano esposto la Gioconda, io sono andata a vedere i luoghi dove avevano esposto Lilliu i bronzetti e dove appunto Picasso li vide e cambiò tutto. Ma l'aveva capito già, l'aveva capito Nonnis comunque, senza sapere tutte queste cronache. E allora noi siamo così felici di questa cosa, perché Prendas Torradas è un percorso che noi stiamo facendo in cui in questo museo, questi musei nazionali diventati autonomi, molto importanti, di arte contemporanea non ce n'era. Ma si può raccontare la storia di 7.000 anni senza avere il contemporaneo, senza andare a chiederlo direttamente ai redi e cose di questo genere, che intanto vengono messi dentro il museo più importante della Sardegna? Io credo che stiamo facendo una cosa che quegli stessi pittori avrebbero voluto che accadesse. Quindi in questo momento immaginatevi poi Giovanni Lilliu a vedere esattamente quei quadri esposti vicino ai suoi bronzetti. Ecco, quando Lilliu chiese Gian Giacomo Ortu se un archeologo doveva essere molto creativo, immaginarsi cose, e Lilliu rispose che un archeologo vive soltanto di immaginazione. Da questo punto di vista è un artista non riconosciuto. Stiamo parlando di quelli seri naturalmente, perché si immagina cose che nessuno vede, le vede solo lui. Ecco, il nostro è il tentativo di raccontare, di raccontare a tutte le persone che stanno infatti molto corrispondendo esattamente l'immaginazione che ci sta guidando. Esporremo molte altre donazioni di arte contemporanea dentro quei luoghi lì, non soltanto in Pinacoteca, ma nella parte cosiddetta archeologica che tra qualche settimana saranno finalmente riconnesse. Prima di passare la parola a Giovanni, vi ricordo che tra le 1000 cose che stiamo facendo, domenica 2 giugno, festa della Repubblica, dalle 16, intanto il museo è gratuito perché è domenica, prima domenica del mese, 2 giugno, eccetera, eccetera, ma è anche, come dire, la possibilità che dalle 16 in poi, fino alle 20, con l'ultimo ingresso alle 19, chi vuole viene con la Costituzione, legge un articolo oppure legge lo Statuto. Vi informo che non esiste una copia dello Statuto stampata con le ultime integrazioni. Tutti vogliono rivedere lo Statuto, poi vai a cercare una copia con tutte le ultime integrazioni costituzionali. Il Consiglio regionale e la Giunta in questi anni si sono dimenticati di ristamparlo, quindi ne porteremo una copia per chi non avesse a casa la Costituzione e lo Statuto, chiunque lo può fare. Iniziano Elena Ledda e Liaccareddu con l'inno nazionale e con Procurare e Moderare, e a seguire le bambine della scuola Giovanni Lilliu, l'abbiamo fatto apposta ad essere quella di Giovanni Lilliu, perché anche in quel caso Giovanni Lilliu sarebbe stato molto contento che appunto leggiamo la Costituzione ma anche lo Statuto. Grazie della vostra attenzione. Giovanni, a te. Buonasera. Allora, vorrei dire che a proposito di mode, tendenze, attese, un artista difficilmente è del tutto organico a qualcosa, a una tendenza o una moda in atto. Ci si aspetta, al contrario, che un artista
non tanto aderisca a delle attese, quanto piuttosto possa testimoniare quello che avverte con la sua sensibilità e capacità di cogliere il divenire dei tempi e quello che non è altrimenti del tutto evidente. Detto questo, però, di Nonnis va richiamato il contesto in cui lui ha operato, perché allora diceva la Mongiu che cioè richiama, no, Mam, neanche, Mongiu, perché non è vero, però allora, come diceva Maria Antonietta, ok, che io abitualmente diciamo una cosa anche, che io ti chiamo Mam ormai, adottando questa sigla che è molto simpatica, perché ti invoco quasi come una mamma. Vabbè, allora, quel suo essere, come si diceva, non allineato, si determina in un momento in cui il convincimento generale, non solo in campo culturale ma anche politico, era opposto. Era che la Sardegna, per poter crescere e svilupparsi, dovesse innanzitutto recidere i legami con se stessa, sostanzialmente, col proprio trascorso, con la propria cultura. Ecco, questo era il modello, tant'è che proprio in quel momento, cioè parliamo degli anni 60, quando Nonnis aveva poco più di 30 anni, quindi diciamo in un momento molto intenso e importante, e allora più o meno che, per quanto dipingesse già da tempo, che decide di andare a Milano, dove per esplorare, assorbire, capire, eccetera, ed è lì poi a Milano che troverà conferma di un suo interesse per il passato. Cioè, quindi, mentre la Sardegna, a partire dagli anni 60, traccia, per voce e convincimento della classe politica, un percorso di crescita e sviluppo che si attua attraverso una netta rottura con quanto preesisteva e con quanto ancora c'era, e quindi vuol dire abbandono delle campagne, e quindi vuol dire impianto di aziende del tutto, non soltanto grandi aziende, ma aziende diciamo soprattutto avulse dal territorio, dalla tradizione, eccetera, perché quel che occorreva era produrre una rottura, una discontinuità. Ecco. Allora, in questo bel contesto non è facile invece sostenere e perseguire il contrario, perché purtroppo a questo indirizzo che ha prodotto danni gravissimi, e il convincimento che lo sosteneva, tra l'altro, è durato almeno fino alla prima parte degli anni '80. Io stesso mi sono dovuto confrontare con quest'idea che la Sardegna, soprattutto quella rurale, dovesse essere, se possibile, dimenticata, trasformata in qualcosa che non doveva neanche essere citata, tant'è che anche a me chiedevano più volte: ma perché ti interessi di quel mondo che ormai è residuale? Gli ottimisti dicevano residuale, altrimenti era proprio un mondo ormai inesistente. Allora, ecco, questo lo dico perché si comprenda bene qual è stata la scelta e l'importanza e il coraggio che Nonnis ha avuto
nel seguire invece un proprio sentire, che è stato quello di guardare al futuro riprendendo, indagando nel passato e riprendendo dal passato, da quello più suggestivo e mitologico dei nuraghi, una serie di stilemi che lui ha poi sviluppato nelle sue figure. Ecco, aggiungo soltanto e concludo passando poi la parola, che nel fare questa operazione non soltanto è entrato in collusione ha proprio urtato con un tabù, no? Cioè, anche lui interessato a un mondo che ormai avremmo dovuto dimenticare. Si ricordi che quella stagione era stata accompagnata da uno slogan che fa venire i brividi se noi lo ricordiamo oggi, che era spezzare il cerchio del ballo tondo. Si diceva così, perché quel ballo tondo che permetteva alle comunità di ritrovarsi ed essere assieme anche senza ricorrere alla parola, semplicemente tenendosi per mano, ecco, quello doveva essere anche quello spezzato. Quindi si trattava di spezzare un cerchio per permettere alla Sardegna di aprirsi. Questa era la teoria. Ecco, invece l'altro percorso di crescita che Nonnis ha intrapreso, e qui posso dire per inciso che la politica, cioè coloro che si occupano della cosa pubblica, dovrebbero prestare attenzione alla cultura e all'arte e capirne anche i segnali. Questo è quello l'atteggiamento dovuto nei confronti degli artisti, lasciarli liberi affinché si facciano interpreti di quello che loro sentono e sono in grado di segnalarci. Allora, a questo si aggiunge una cosa, e chiudo, che Nonnis al tempo stesso ha messo in atto delle operazioni di assoluta modernità, sentendo la necessità di riprodurre i suoi quadri, quindi di produrre delle opere in un certo senso seriali, cioè dei multipli. Ed è per questo che ha inventato delle matrici fatte su polistirolo, nelle quali incideva con una punta rovente, facile da usare su un materiale così morbido come il polistirolo, e incideva lì i suoi disegni, le sue pitture, dopodiché colorando ripetutamente queste matrici produceva questi quadri introducendo delle variazioni in definitiva non così lontane da quelle di Andy Warhol, cioè erano spesso opere che facevano capo alla stessa matrice ma mai una uguale all'altra. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto che mi sembra così un'anticipazione di grande interesse anche sotto il profilo della modernità. È chiaro che un artista così poteva un po' non essere del tutto accolto senza anche resistenze e difficoltà. Va bene, qui io ho concluso. Grazie. Grazie Giovanni Columbo. Ora invito a prendere la parola Bachisio Bandinu. Grazie. Questo nostro incontro è l'occasione, è nella dimensione del dono della famiglia Nonnis, di Cecilia Nonnis. Ogni dimensione del dono è nel segno della festa. E il nostro incontro è festivo, l'arte è sempre festiva. Tra poco noi andremo e avremo di fronte un bronzetto nuragico e una pittura contemporanea. Quale possibile raffronto? Ciascuno di voi come si porrà? Prossimità e lontananza, prossimità tematica, iconica, prossimità di appartenenza in qualche modo, di genealogia e di riconoscimento storico come sardi, e lontananza di 3000 anni, come dire taglio e separazione.
Ed allora come porre in relazione? E invece è proprio questo che ci suggerisce questo incontro, come porre la relazione. Come fa Giovanni Nonnis a porre la relazione? Ha davanti lui un bronzetto nuragico e poi la scommessa della sua opera artistica. Come scatta questa pulsione della pittura, osservando un oggetto così lontano? Col mito, perché il mito abbrevia la distanza storica, perché il mito aleggia, dà questa dimensione di sospeso e in questa sospensione egli scatena proprio la pulsione dell'incidere, del dipingere. Io credo che dei sardi la dote più profonda è quella dell'incisione. Noi, cussa paraula, m'ha fatto tacca, quella parola ha inciso. Il dimenticare il demacos, dimenticare da pazzi. Il nastro della nostra memoria è fortemente inciso. Allora che cosa avviene? Giovanni Nonnis non va al passato, non si immerge in una memoria, in un ricordo. Non è la sua un atteggiamento, direbbe la Rudas, di nostalgia immobile. Quel passato viene incontro a lui. Placido parla di presentazione, di apparizione. Quel passato gli appare e gli appare nelle forme e nelle sembianze del suo intendimento più profondo, della sua carica emotiva che procede nella linea, nel colore, come non un recupero, ma un'invenzione che risponde alla sua lettura, al suo sguardo del momento in cui l'opera procede. E nel procedere si forma e cammina questo suo percorso di ripresentazione, di presentazione. Gli sta di fronte un'immagine? Qual è il rapporto che Nonnis ha con l'immagine? È il rapporto della sua formazione nuorese. Nella formazione nuorese la cosa è segno, è simbolo. E dunque la sua è figurativa, la sua scelta. Non può essere altrimenti. E com'è che poi, facendo i conti con gli influssi e le correnti artistiche europee e mondiali, com'è che questa immagine prende la sembianza di maschera? Noi sardi siamo mascherati. Abbiamo bisogno della maschera. Ogni paese in Sardegna vuole la sua maschera. C'è una gara di inventare maschere nei paesi del centro. Il nostro linguaggio è mascherato. Non diciamo Antoni è intelligente, non è stonta Antoni, no, che è un mascheramento del linguaggio. Giovanni Nonnis rappresenta in maschere le sue maschere interiori, quella fantasmatica inconscia che lo tormenta, che vorrebbe la figura piena, che ormai ha superato, non ha abbandonato l'immagine nuorese, l'ha elaborata perché questa è la scommessa, come diceva poco fa Giovanni Columbo. Questa è la scommessa della elaborazione, non della cancellazione. Ed allora quei bronzetti prendono la sembianza deformante, perché lui vive nell'inconscio. Questa angoscia di un confronto possibile, ma di una sintesi impossibile. Il tempo non è economizzabile. Non c'è un viaggio di andata e ritorno.
Anche il ritorno è un nuovo viaggio. E lui, osservando questo bronzetto, dice: chi è il bronzetto? Chi sono io? Qual è la relazione? Ed ecco tutte quelle sembianze diversificate, che si dice sempre su un'immagine di un possibile modello, ma non c'è modello. In Giovanni Nonnis non conta il modello, conta il progetto. Questa speranza progettuale che lo porta ad un gioco quasi, ad un gioco linguistico, artistico, ad una risposta possibile ai fantasmi suoi. È una forma quasi terapeutica, ma non c'è terapia. In Nonnis, per fortuna, non c'è terapia, nel senso che così rimane come in una traiettoria di opera aperta. È ciò che ci interessa come insegnamento oggi. E questo, che rapporto abbiamo noi con il nostro passato? Con la storia, con l'arte, con l'archeologia della Sardegna. Il modello è quello di Giovanni Nonnis, il modello è quello di Placido Cherchi. La mediazione, l'invenzione, la presa di coscienza rispondendo a qualcosa che cosciente non è. Com'è che un passato rimosso in Giovanni Nonnis e quei bronzetti rimossi riemergono a livello della coscienza per farsi figurazione deformante? Non c'è una spiegazione razionale. Placido usa un sintagma di trascendenza realistica. Sembra un ossimoro, no, è un ossimoro. Trascendenza realistica. Cioè di un rapporto, di qualcosa che appunto appartiene al mito, che quindi non prende una forma storica precisa. L'archeologo cosa cerca? Cerca conferme storiche, è un lavoro scientifico, ricompone pezzi di ceramica per avere la forma, vuole la forma, perché è uno scienziato. Nonnis non vuole la forma. Non c'è una forma che lo definisca, che lo acquieti, che gli dica: ecco, nel tuo processo interiore artistico hai trovato una sorta di pacificazione. La forma è sicurezza, è specificazione, è presenza formale che garantisce il rapporto che io ho, che forma e informa me stesso. La deformazione invece è inquietante. Freud usa il termine che è perturbante, che è ad un tempo familiare e estraneo. Per Giovanni Nonnis quel bronzetto nuragico è familiare e ad un tempo estraneo. Ed ecco allora come lo inventa, come taglia un volto, come deforma. Perché cerca? Cosa sta cercando? Sta cercando una forma che non troverà, e qui è la ricchezza, qui è la sua massima espressività. Noi, in relazione al passato, cosa cerchiamo? Deve prendere questo passato l'attuale forma del tempo. Il passato è nella creatività nostra, come ha fatto Nonnis, come ha fatto Placido. Grazie. Grazie. Sempre illuminante, Gerlinde. Adesso invito a parlare la dottoressa Gerlinde Tauschnig, funzionaria restauratrice e conservatrice del museo, prego. Sì, tanto, che ha cura, perché è bene che
chi frequenta le nostre iniziative sappia tutto il dietro le quinte che c'è a cura delle nostre collezioni e in particolare ha curato l'allestimento delle 3 opere di Nonnis che vedrete fra poco, quindi ci presenterà dal punto di vista, ecco sì, prego, dell'allestimento questa donazione. Sì, grazie. Grazie a tutti di essere qui. Ecco, così mi sentite. Ovviamente adesso, diciamo, per me, dopo queste parole così, per me sono state anche molto emozionanti che mi hanno preceduta, adesso è un po' difficile a tornare un po', diciamo, a una questione un po' più tecnica e più materiale rispetto a queste opere che appunto che noi veramente con questa donazione è stato veramente un grande arricchimento del nostro museo. E quindi questo arricchimento per noi, diciamo, ovviamente porta anche delle sfide nuove proprio rispetto ai materiali nuovi, che anche rispetto a una collezione di arte contemporanea, perché maggiormente noi ci occupiamo di materiale di arte moderna e anche di arte antica, e quindi ovviamente proprio la materia, tutto quello che si diceva prima, diciamo quello che appunto comunica l'arte contemporanea e comunque è l'idea che comunque viene sempre trasmesso con la materia, che però ancora maggiormente nell'arte contemporanea è molto importante. Quindi anche questa sfida vediamo se andiamo avanti. Sì. Diciamo per noi di dover affrontare sia la conservazione, che poi è il nostro compito, il nostro dovere, entrando al museo, delle opere di arte contemporanea o di qualsiasi età, ovviamente diventano beni culturali, quindi noi comunque dobbiamo affrontarli in modo per la tutela, per la conservazione. E quindi in questo caso anche noi, ovviamente quello che noi stiamo facendo è, per prima noi dobbiamo sempre studiare l'opera, quindi qui vedete, insomma, quando arriva l'opera noi cerchiamo comunque di capirlo, di fotografarlo, di fare tutta la parte della inventariazione e capire che cosa stiamo di fronte. Quindi diciamo per noi proprio in questo caso della tela grande dei guerrieri è stato che è un dipinto double face, che diciamo è stato elaborato su tutte e 2 le parti. E perciò anche per questo è stato importante per noi per capire come possiamo non soltanto esporlo ma anche conservarlo, e perciò la scelta è stata quella di trovare un metodo per cui usare, in questo caso abbiamo usato proprio un telaio specifico sempre ad espansione, che però faccia in modo che, volendo, se c'è diciamo l'interesse o la volontà anche di studiare, si possa vedere anche il retro, anche se diciamo purtroppo è capovolto, insomma diciamo la direzione è capovolta, però comunque noi il nostro dovere è di poterlo fare anche per ispezionare, per poterlo anche portare all'attenzione degli studiosi. Anche qui, appunto, giusto brevemente, come diciamo ci è anche arrivato l'opera, quindi si vede che insomma è stato arrotolato, diciamo, aveva dovevamo fare delle cure speciali anche di stiratura e di cura per poterlo preparare in modo di poter essere esposto, ovviamente sempre con tutte le attenzioni del caso. Essendo anche delle materiali molto particolari, si devono ovviamente anche usare dei materiali specifici che non reagiscono all'umidità, che sono stabili, diciamo, anche se noi lavoriamo su arte contemporanea, anche se ci sono nuove sfide, spesso non in questo caso, magari in altri casi è anche difficile di diciamo, applicare le teorie e tutte le pratiche di restauro di cui noi siamo, diciamo che abbiamo oramai una storia molto lunga, però diciamo le basi sono sempre quelle, cioè di materiali stabili, di materiali che non interferiscono con l'opera, che sono reversibili, in modo che il nostro obiettivo è proprio quello di rispettare sempre l'opera e la sua materia e anche la sua espressione. E quindi in questo caso si è stato scelto perché la particolarità, oltre ad essere un dipinto doppia faccia, è anche quello che non ha un contorno preciso, diciamo, non è contornato, è libero, in certi parti anche si vede la matrice, arriva fino a un certo punto e quasi va oltre, è stato tagliato, quindi
qui era stato anche importante di fare la scelta di poter esporre al massimo, cioè tutto il dipinto, di non perdere il meno possibile, quindi è stato scelto questa fotoratura dei bordi con dei materiali appunto sintetici che praticamente sono trasparenti, in modo da poter comunque poi esporre, di metterlo su un telaio, fissarlo sul telaio, però senza perdere niente della pittura. E questo è stato fatto appunto stirando sono dei materiali particolari sintetici, per poi montarlo su questo telaio. Sì, che è appunto proprio un telaio specifico che si monta in modo particolare, in modo da poter essere visto da entrambi i lati, ovviamente, perché anche l'altro aspetto è che è molto grande, quindi anche è molto importante di avere un giusto tensionamento della tela, in modo che si possa leggere l'immagine, che non si deteriori nelle fibre e che rimanga stabile nel tempo. E quindi è stato montato, questa adesso è la parte dietro che appunto, poi non sarà visibile, però comunque quando si vuole, diciamo, la possibilità c'è, e quindi viene montato sul telaio e poi coperto con la cornice. Questo poi ovviamente lo vedremo poi al museo nella sua bellezza, insomma, ancora maggiore. Invece l'altro dipinto sul quale siamo dipinto appunto sull'altro opera, sull'altro manufatto, perché è la matrice, che ovviamente anche qui, diciamo, la questione anche qui, diciamo, si studia sempre le caratteristiche, quindi qui la caratteristica era proprio, diciamo, è una matrice, non è, diciamo, è diventata un'opera d'arte, però comunque rimane un utensile che l'artista, che Giovanni Nonis, ha usato per riprodurre le sue opere, e poi molto fragile, appunto è già stato detto che è stato fatto in polistirolo, quindi è estremamente fragile, che insomma, molto facilmente anche può subire dei danni. Poi il retro, insomma, comunque studiamo sempre anche il retro, perché anche qui, diciamo, è interessante, si vedono delle tracce di altri colori, arancio, rosso, che magari sul davanti, ovviamente sovrapponendo vari colori, arriviamo a un grigio nero che, diciamo, prevale. E quindi anche in questo caso è stato, diciamo, fatto questa scelta di comunque di montare questo polistirolo, di incastrarlo, non montarlo proprio su una superficie rigida, e in modo che sia protetto con una, neanche cornice la vorrei chiamare, proprio una protezione rialzata, in modo che vengano anche protetti i bordi. In questo modo, diciamo, di lasciare capire che è di non enfatizzare il fatto che è un'opera d'arte, insomma, non è stato scelto di metterlo dentro una cornice o anche su un pannello più grande, perché penso sia importante che ancora si possa sempre percepire in qualche modo che questo è diventato, è una testimonianza storica anche molto importante, però non è unico, perché questo è stato usato per riprodurre tantissime opere d'arte. E quindi invece poi ovviamente c'è anche il terzo dipinto, diciamo, che poi è l'originale di questa matrice, che però, diciamo, già ci è stato donato con la cornice, diciamo, anche in ottimo stato, quindi non abbiamo dovuto intervenire in nessun modo, però ovviamente noi ci occuperemo poi della tutela, cercando di mantenerla in queste condizioni. Ovviamente sono sempre anche scelte difficili proprio per l'opera d'arte, perché si poteva esporre anche in altra maniera, però per noi la cosa importante è appunto di tutelare l'immagine, di poter comunque lasciare l'opera in modo che continui a comunicare la sua idea. Diciamo anche poi sul scelto del colore delle cornice, insomma, abbiamo cercato di trovare anche lì a comunicare un po', diciamo, questa è l'opera un po', diciamo, anche il compito, diciamo, proprio del restauratore, di cercare che noi entriamo in contatto con l'artista, alla materia, cerchiamo di colloquiare, capire anche, e per poi poter fare, diciamo, comunque assolvere il nostro compito, che è quello anche del nostro museo, della tutela, della valorizzazione, in modo poi alla fine, insomma, per la fruizione. E qui vorrei anche giusto ringraziare la ditta Annalisa Teida, che ci ha aiutato, insomma, nel lato pratico, diciamo, anche dell'esecuzione di questo intervento, questo allestimento. Vi ringrazio.
Ringrazio Gerlinde Tauschnig per questa spiegazione chiarissima e ci fa vedere come il restauro del contemporaneo e anche l'esposizione del contemporaneo sia un argomento molto specifico. Mi è capitato qualche tempo fa di visitare i laboratori dell'Istituto Centrale del Restauro a Roma e anche a Matera, e lì danno già delle tesi di laurea sul restauro di opere d'arte contemporanea, perché sul restauro delle opere più antiche ormai c'è una prassi consolidata, in cui l'Italia ovviamente ha una scuola, una tradizione gloriosissima. Sul contemporaneo, ecco, bisogna inventare, cioè nel senso buono del termine. Ci si trova davanti a dei casi come questo, complessi, ma sono delle sfide interessanti. Quindi ringrazio la dottoressa Tauschnig e adesso, per chiudere questa parte discorsiva, do la parola a Cecilia Nonnis, che ringrazio. Ricordo quando si è presentata in questa sala, c'era anche la professoressa Mongiu con il telo sotto braccio e le altre due opere, quindi la ringrazio davvero per questa donazione così generosa. Io inizio col ringraziare voi invece, lei, dottor Muscolino, e la professoressa Mongiu, perché voi avete ritenuto che queste opere di Nonnis dovessero avere questa, come giusta collocazione, il Museo Archeologico appunto di Cagliari ecco, nella stanza poi più preziosa del museo, oltretutto. Dunque, io avrei dovuto presentarvi i quadri, però siccome non ci sono, questo non lo faccio. Vi racconto un episodio divertente legato alla prima comparsa in pubblico delle opere di mio padre dedicate al ciclo del nuragico. Siamo nel 1964, Nonnis aveva 35 anni e nonostante la giovane età godeva già di una certa notorietà. La sua arte in quel periodo era un'arte figurativa classica, anche se molto originale e con una forte impronta personale. Lui esponeva in quel lontano 64 le sue opere alla Porta d'Oro, una famosa galleria cagliaritana, forse chiusa nei primi anni '80, se non ricordo male. E il pubblico che affollava la sala della mostra era sorpreso, ma anche piuttosto perplesso. Si aspettava di trovare i soliti cavalli, i fiori, le preziose crocifissioni su fondo oro che Nonnis appunto presentava solitamente, e invece le tele gli rimandavano l'immagine di strani omini solitari, muniti di lance e scudo, ma che parevano per niente ostili e addirittura indifesi. Un giornalista lì presente, colpito da queste immagini bizzarre, si avvicinò a Nonnis e gli chiese: Nonnis, mi dica, ma cosa sono e soprattutto cosa rappresentano questi marziani? E Nonnis, un po' divertito, con molta semplicità rispose: questi che lei chiama marziani altro non sono che una rielaborazione in chiave moderna del bronzetto nuragico, quanto di più alto la Sardegna abbia espresso nella sua storia. Diciamo che questi omini di Nonnis, che Nonnis chiamava guerrieri, hanno fatto molta strada e dopo 60 anni appunto sono qua al Museo Archeologico di Cagliari. Questo 60 anni fa sarebbe stato impensabile e adesso anch'io vi racconto però con parole mie quello che vi ha raccontato Colombo. Allora, Nonnis operava negli anni 60, primi anni 70. E quelli in Sardegna erano anni di massimo slancio verso la modernità. La, diciamo, maggior parte del mondo artistico isolano aveva praticamente, cioè diciamo che era stato sedotto quasi completamente dall'astratismo, per cui aveva messo al bando il figurativo e soprattutto tutto ciò che era Sardegna, per cui tutto questo veniva ignorato perché considerato provinciale. Nonnis ovviamente in quel periodo aveva un'altra visione della cosa, aveva assimilato Picasso e Modigliani, che si erano ispirati rispettivamente all'arte africana tribale e all'arte cicladica, e quindi andava tranquillo per la sua strada. Non si curava assolutamente che la critica militante del tempo lo considerasse inattuale e decorativistico.
Dunque, noi non sappiamo dove Nonnis sarebbe arrivato, perché a 45 anni il destino gli ha un po' girato le spalle e sappiamo quello che è successo. Però sappiamo adesso cos'è Nonnis, e come vi hanno detto le persone che mi hanno preceduto, Nonnis, diciamo che oggi non sfugge più quasi a nessuno che Nonnis è stato termine di passaggio tra la storia e la preistoria della Sardegna, e che si è reso interprete di un messaggio dialettico tra il passato e il contemporaneo. Oggi io penso che voi siete stati testimoni di un grande evento, appunto la proposta dell'esposizione perenne dei suoi quadri al Museo Archeologico, in quanto questo ha segnato una tappa fondamentale nel riconoscimento del valore di Nonnis e ha realizzato un sogno, grazie al dottor Muscolino e alla professoressa Mongiu, che Nonnis, per quanto sicuro del valore dei suoi lavori, non sarebbe mai stato capace di pensare che poteva diventare realtà. Grazie. Possiamo dire quindi in un certo senso che le opere sono tornate a casa stasera. Adesso proviamo a proiettare il documentario. Aspetta, vediamo.
Grazie, non ci poteva essere introduzione migliore alla nostra visita. Adesso ci spostiamo tutti al piano terra del Museo Archeologico. Ci diamo appuntamento per domani alle 18 per la lezione del professor Onofri, Passaggi e paesaggi di Sardegna, alle 18:30, scusate, a San Saturnino. Ci vediamo a breve al piano terra del Museo Archeologico.
tante e il museo finalmente è frequentato, è entrato nella città, perché era in cittadella ma non era nella città d'Italia, adesso lo è il fatto che noi abbiamo tutti quanti, non soltanto per obbligo ma per scelta, deciso proprio di lavorare come un gruppo, come una squadra. Ci sono tutte le generazioni, dai trentenni fino alla settantenne che sono io, quindi abbiamo sostanzialmente fatto un'operazione intergenerazionale in cui, come avete visto stasera, l'allestimento lo dobbiamo a Gerlinde, che è una restauratrice e manutentrice che ha sostanzialmente anche una sensibilità speciale, perché come ci ha spiegato il direttore del museo c'è un problema sul contemporaneo, sul restauro del contemporaneo che si sta aprendo ora, per cui noi abbiamo anche una Maria Lai, una geografia di Maria Lai che è problematica, quindi significa che non è soltanto l'operazione che abbiamo fatto sui retabili, abbiamo chiuso qualche mese e poi abbiamo riaperto, ma quello sul contemporaneo che ci sta arrivando, cioè le donazioni che ci stanno arrivando sono donazioni anche quelle di materiale cartaceo. Mi riferisco a una donazione straordinaria che presenteremo tra non molto, che è quella di Giancarlo Buffa, cioè i volti di Giancarlo Buffa, con tutto il materiale preparatorio, con tutte le lettere, comprese quella a Bachisio Bandino, attraverso cui lui è riuscito a ritrarre una serie, tutta la nostra contemporaneità, quindi è una donazione tra le più importanti che giustamente doveva stare qui. Sembrava un'arte minore, invece nel tempo il lavoro di Giancarlo Buffa è risultato essere tra i più preziosi e così. Quindi adesso vedete questo allestimento. Quello che diceva Gerlinde è importante, vediamo l'effetto che fa anche con il pubblico, cioè siccome il museo è di tutti, il museo non è dei funzionari, non è del direttore, non è del personale, no, il museo è di tutti noi, lo dice la Costituzione e quindi bisogna frequentarlo. Quindi vi invito anche a comprarvi la tessera di 300, l'abbiamo messa a 36 euro per tutto l'anno, quindi un prezzo anche molto favorevole, in modo che uno possa entrare quando gli pare piace, stare qui, passarci del tempo, perché c'è una nuova disciplina che si chiama stare lentamente in un museo. Io non sono anglofila, quindi ve la traduco in italiano, cioè non fare visite accelerate come fanno le persone, sedersi, guardare una cosa, andarsene, riflettere, cioè magari un'opera sola. Quindi immaginate che cos'è anche, che relazione, come ci ha spiegato splendidamente Bachisio Bandino, noi instaureremo con questo lavoro qui, ed è una grande prova sperimentale per tutti noi, perché vediamo cosa succederà poi con l'opera di Vanda Nazari, con le altre opere che allestiremo lungo questo percorso. I te di Varere, Bacchis. Pensavo all'opportunità di uno solo che viene e sta 10 minuti a parlare. Sì. Cosa prova? Sì. Se volete io posso provare. Anche meno. Allora, dunque, queste sono le opere che appunto il dottor Muscolino e la professoressa Mongiu hanno deciso di esporre qua al museo archeologico. Allora, la prima opera che vi illustro è la matrice. Non sembra, ma fra queste è l'opera. Non sembra, ecco, forse così va meglio. Allora, non sembra, ma questa qua è l'opera più preziosa di tutti, perché è una matrice. Voi avete sentito già dal documentario che cosa sono le matrici. Praticamente non ne scolpiva un pezzo di polistirolo con una punta arroventata, ne faceva un bassorilievo, su questo bassorilievo stendeva il colore e poi lo usava a mo' di timbro sulle superfici delle masoniti e delle tele. E questo è il risultato. Allora, questa matrice è la matrice di questo quadro. Questo quadro rappresenta il guerriero dai quattro occhi, il guerriero nuragico dai quattro occhi. Potete vederli sia qui che nella sala a fianco. Allora, io a questo quadro sono particolarmente affezionata perché già vi ha detto la professoressa Mongiu che apparteneva a Placido Cherchi, donatogli da mio padre. Che stava nella scrivania dove Placido lavorava. Purtroppo lo studio l'hanno smontato,
mi emoziono un po', senza fotografare quello Com'era. studio dove c'erano quei quadri esposti ed era già un capolavoro, vero Marinora? Che cos'era lo studio di Placido? Quindi stiamo celebrando molta gente. Stasera. Comunque vi dicevo, questo quadro io ne sono tornata, praticamente è ritornato nelle mie mani, perché la moglie di Placido, Mariolina Falsari, poco prima di morire, qualche mese prima di morire, ha deciso che doveva tornare nelle mie mani e io ho pensato che fosse giusto condividerlo con tutti. Allora, invece questa tela di 2,5 metri è il risultato, insomma, dell'uso di varie matrici che hanno dato origine a un insieme abbastanza suggestivo. E io ho finito. Mi piace, mi piace. Chiudiamo adesso. Salutato prima.